Buongiorno a tutti dalla redazione della Prealpina. Come sempre ci troviamo il lunedì per le anticipazioni di quanto troverete nell'inserto dedicato al calcio dilettantistico, allegato al giornale di oggi, acquistabile anche sul nostro sito www.prealpina.it. Era una giornata importante per la serie di specie per il Varese, che l'ha chiusa con una vittoria, che vale però solo mezzo sorriso. Espugnata a Fossano, ma chiaramente la contemporanea affermazione in rimonta del Bra sul campo del Chisola è una brutta notizia perché proprio quella di Vinovo era una delle trasferte più difficili per la capolista, che rimane così a +9 sui biancorossi. A Fossano nel primo tempo la squadra di Floris è propositiva, ma anche i padroni di casa si fanno apprezzare. Il gol però lo segnano i biancorossi grazie a Romero, ancora in gol, intervenendo in spaccata su un cross di un ispirato Maccioni. Questo poco dopo che i cuneesi avevano centrato un palo clamoroso. Poi nella ripresa il Varese è parso stanco, dopo una serie ininterrotta di partite con tante assenze, e il Fossano ci ha provato fino alla fine, ma per fortuna la vittoria è arrivata lo stesso. Torna finalmente a sorridere la Varesina, che ritrova il successo nella partita più difficile, quella col Desenzano. La società voleva una risposta dalla squadra e l'ha avuta, perché rimontare lo svantaggio a un'avversaria tanto competitiva non era affatto scontato. Fenici sotto dopo un quarto d'ora con la rete di Cardella, ma a metà ripresa ecco il gol di Rosa, che riequilibra la situazione, e ci pensa poi Bertoli, come detto, a firmare il gol del 2-1. Per il centravanti una rete che conferma lo stato di forma strepitoso e il primo posto in classifica marcatori. Tante lacrime per la castellanzese, che cade sul filo di lana a Merate contro la casatese. Un primo tempo a viso aperto, con un paio di chance da ambo le parti, si chiude senza reti. Eppure la ripresa prosegue nella stessa falsariga, ma a 3 minuti dalla fine ecco confezionata la beffa, punizione di Diana e palla in rete. Una vera mazzata per i neroverdi, sempre più invischiati nella lotta per la salvezza, così come crisi per l'Arconatese, piegata in casa dal Crema con un gol del solito Acammadu. Scendendo in eccellenza, la Solbiatese manca la chance di tornare in vetta da sola, andando a perdere 2-0 contro la Rodense, e a questo punto al comando della classifica è veramente una bagarre con 6 squadre in 5 punti. Nell'altro big match di giornata invece la Sestese ha espugnato il Mari di Legnano con il gol dell'ex romano, infliggendo a Mister Porro la prima sconfitta della sua gestione. E poi nelle altre categorie tanti gol, sorprese e foto che trovate con i commenti dei nostri inviati e le immagini delle agenzie Blitz e Publifoto, in un numero come sempre ricco di contenuti e quindi da non perdere.